cose di sicuro, però è ora presto per dirlo, bisogna aspettare penso 15 giorni, 2 settimane. Io sono molto fiduciosa sostanzialmente, quindi penso che già le restrizioni che ci sono state, mi auguro che siano quelle che poi saranno definitive o quantomeno insomma saranno quelle che poi andranno a regredire se la cosa migliora. Proprio voi che siete turisti, quindi siete qua in Veneto, quindi avete girato un po', insomma, come vedete la situazione qui, quello che avete potuto osservare voi? Ne parlavo prima con mia moglie, diciamo siamo rimasti favorevolmente sorpresi da... Esatto. Da noi invece, da noi in strada, nelle strade, spesso camminando da soli la mascherina non si porta. Molto più osservanza qui, è vero, molto più rispetto delle regole. Almeno. Siamo più bravi. Dici che rispettiamo più le regole? Sì, Quindi non ci saranno misure secondo lei a breve? no, È una speranza o... ah, certezza. Lei cosa ne pensa? Uguale, certezza che non succederà altro. Siamo bravi. Ma voi avete osservato cosa vedete in giro? Cioè, La gente che rispetta le regole, sono molto attenti, anche a scuola sono bravissimi e quindi andrà tutto bene. non c'è un rischio che magari tra 10 giorni, 2 giorni, una settimana anche noi chiudiamo da qua? Una saggia prevenzione fatta non so da chi, ma comunque è questo questo sono i risultati. Mi pare che stiamo meglio, ecco, siamo più obbedienti forse da buoni veneti.